Pronti? 1, 2, 3. Segnale valido con Udine Cas che sfila subito al comando nei confronti di Passion Barboy. All'esterno invece Uppercut va a chiedere strada a Udine Cas, più indietro rimane Pickering. Tanto vediamo Uppercut che insiste su Udine Cas e ottiene strada dopo 200 metri. Guida dunque a metà della retta delle tribune nei confronti di Udine Cas, terza posizione per Passion Barboy, mentre partito male Tornado Pizzi. All'esterno si profila Poker B, che dopo i primi 400 metri in 32 abbondanti cerca di avvicinare Uppercut che conduce davanti a Udine Cas. La terza posizione per Passion Barboy, poi Pickering, ancora Noodles BF, al largo c'è anche Ultras B, intanto i primi 600 in 48 e il giro di gara che è coperto da Uppercut nell'ordine dell'1-3,5. Insiste all'esterno Poker B e avvicina il leader, mentre a contatto si mantiene Udine Cas con in schiena Passion Barboy, quindi Pickering. Il chilometro iniziale completato nell'ordine dell'1:18,6. Siamo ora al secondo passaggio davanti alle tribune con Uppercut che continua a comandare, Poker B al suo esterno, a contatto Udine Cas, poi la progressione di Ultras B che raggiunge Passion Barboy in terza posizione in corda, si trascina Rambo di Cesato, mentre anche Tornado Pista spostato all'esterno. Iniziato l'ultimo giro con situazione tattica invariata, è sempre in vantaggio Uppercut nei confronti della pariglia Udine Cas e Poker B. Uppercut in vantaggio quando siamo a poco più di 500 dalla conclusione. La terza ruota ora di Ultras B che scatta in anticipo su Rambo di Cesato e Tornado Piz. Arriva il paletto dei 400 metri conclusivi con Uppercut che viene attaccato con decisione da Ultras B. A terza ruota invece per Rambo di Cesato, poi anche Tornado Piz. Cavalli a metà della curva finale, si sta avvantaggiando Rambo di Cesato. Rambo di Cesato ha qualcosa di vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo dopo la curva. In vantaggio Rambo scatta ancora nel finale per prendere vantaggio e concludere isolato in avanti, mentre la lotta per il secondo posto vede emergere a centropista Noodles BF che piega Uppercut 2:35 sul mio cronometro con 30,5 ancora a chiudere. E bel primo piano per Rambo di Cesato, Patrick Romano in sediolo. Corre veramente bene gli ultimi 400 metri in terza ruota, ultima curva in terza ruota, per venire a concludere davvero facilmente sugli avversari, tra i quali corre molto bene Noodles BF, che da estremo outsider coglie la piazza d'onore, il numero 8 di Noodles BF davanti al numero 3 di Uppercut Patrick Romano con Rambo di Cesato per il training di Maurizio Cheli.